Ex provincia regionale di Agrigento, adesso libero consorzio fra i comuni, 1 anno e mezzo il commissario straordinario, adesso è arrivato un commissario ad acta, qui siamo davanti al palazzo della provincia regionale di Agrigento. Ecco, lei è stato presidente di questo ente, la riforma è lì che non decolla all'ARS, adesso è anche deputato regionale, che effetto le fa? Ma l'effetto è veramente terribile. Io sono stato 10 anni qui alla provincia, per cui per me è stata un'esperienza esaltante e vederla ridotta così, francamente, mi dà tanta tristezza e tanta amarezza. Io ho creduto e continuo a credere nelle province, purtroppo abbiamo subito un'iniziativa legislativa da parte del governo Crocetta, e siamo qui ancora a capire quale deve essere il percorso futuro. Sono stati istituiti i liberi consorzi, ma ancora dobbiamo capire come bisogna organizzarli, e capisco adesso che siamo tutti sulla scia della Del Rio. Quando potrà ripartire il cammino all'ARS per arrivare a mettere un punto fermo all'epilogo di questa vicenda? Ma intanto dobbiamo approvare questa norma e lo dobbiamo fare entro la settimana, perché in questo momento i liberi consorzi o le ex province, perché non so ancora come definirle, sono in balia delle onde perché non hanno più una guida. Sono stati nominati questi commissari ad acta per un vuoto normativo, perché sono scaduti i commissari che erano stati nominati, e non avendo fatto una proroga degli stessi commissari sono stati nominati questi commissari ad acta. Poi sui liberi consorsi stiamo lavorando per il recepimento della Del Rio con qualche emendamento, ce ne sarà certamente uno mio, cioè quello che il presidente del libero consorzio sarebbe giusto che lo elegga il popolo, quindi che venga dal consenso popolare, per evitare di tornare a 20 anni fa, cioè che l'assemblea dei sindaci poi debba scegliere nel suo seno un presidente del libero consorzio. Questo sarebbe un errore, perché significa ritornare di nuovo ai compromessi, alle tiratine delle giacche, alle cose. Invece un presidente del libero consorzio eletto dal popolo significa creare un presidente che è libero nelle scelte e che poi può essere collaborato semmai dai sindaci che andranno a fare parte dello staff, quindi nella giunta del presidente.